Euroregione News. Giovanni Luc, con la Honda 600 da Codroipo nel trofeo Bridgestone italiano. Finalmente è il momento di prendere qualche medaglia? Sarà dura visto che non ho tanta esperienza su questa nuova moto, però sicuramente l'obiettivo è quello di arrivare almeno nei primi 5, se non puntare anche al podio, alle prime 3 posizioni. Il sogno sarebbe tra 3 anni correre il mondiale Supersport 600, è un sogno al quale stiamo lavorando, perché è questo l'obiettivo, e sarà molto molto dura, ma quello che non manca di sicuro è l'impegno. Potersi sfogare una volta, anche solo una volta al mese, in pista, in piena sicurezza, senza tutti i pericoli e i rischi che si corrono sulle strade aperte al pubblico, è una bellissima cosa. In più io ho visto, almeno da parte mia, e quando ho iniziato a correre in pista ho iniziato a vedere la strada in un tutt'altro modo, nel senso che mi sono accorto che non vale veramente la pena rischiare su strada, fare gli incoscienti per poi non dimostrare nulla a nessuno e non ottenere nulla, se non il rischio di far male a se stessi e agli altri. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.